Oggi è sabato 22 febbraio 2020. Nessun giorno è un giorno qualunque. Ciascun giorno rappresenta qualcosa di speciale per qualcuno. La storia ci insegna che ogni giorno può avere un motivo per essere ricordato. 22 febbraio 1503. Durante la seconda guerra d'Italia, nella quale i regni di Francia e di Aragona si scontrano per spartirsi il territorio del regno di Napoli, gli spagnoli, venuti a conoscenza della momentanea assenza da Ruvo di Puglia di una parte consistente delle truppe francesi di stanza nella cittadina, in serata vanno all'assalto della roccaforte nemica. L'attacco si inserisce nella disputa per il controllo della Capitanata, provincia istituita dagli spagnoli ma rivendicata dai francesi per motivi di legami economici e agricoli con l'Abruzzo, territorio da loro governato. Verrà ricordata come la battaglia di Ruvo. Nonostante la ridotta consistenza, le truppe francesi resistono all'attacco per 7 ore, prima che gli spagnoli riescano ad aprire una breccia nelle forti mura della città. Ma la strenua difesa dei francesi riesce a respingere il primo assalto degli spagnoli. Tuttavia, nelle prime ore della mattinata del 23, l'attacco successivo porta i francesi a capitolare. Le truppe spagnole, irritate dal lungo assedio e dalla forte resistenza dei francesi, saccheggiano la città e la radono al suolo. È la terza distruzione di Ruvo. La prima risale al V secolo, ad opera dei Goti, la seconda al XII secolo, a causa delle lotte di potere intestine nella contea di Conversano. Le macerie della distruzione hanno portato il livello odierno del manto stradale di Ruvo ad elevarsi di circa 1 metro. Il dislivello è oggi evidente nel confronto fra il pavimento della concattedrale di Santa Maria Assunta e il terreno circostante. Ogni giorno può lasciare un segno indelebile. Viverlo con lo spirito giusto può renderlo tale. Secondo uno studio della Iowa State University, 12 minuti al giorno per esprimere gentilezza verso gli altri e insegnare buoni gesti e belle regole ai bambini sollevano il morale e rendono più felici. Rivolgere un pensiero a chi abbiamo nel cuore o a chi compie gli anni inviandogli questo minuto di racconto può essere un'occasione per cominciare bene i nostri 12 minuti di oggi. Buona giornata.